elemento che manca completamente da questo testo, che è la motivazione. Allora, andando a rivedere il Piccolo Mondo Antico, Luisa Maironi insegna a sua figlia Maria a leggere col metodo Lambruschini, che significa ritagliare le lettere, compondere, eccetera. Però dice, se io la costringessi sempre con questo sistema e non le toglierei la motivazione più forte, che è quella di scrivere a suo papà, di imparare a leggere e a scrivere per scrivere a suo papà. Allora credo che questo aspetto sia fondamentale, così come in un intervento che c'è stato in precedenza. Un altro aspetto che è totalmente assente è quello della collegialità. È giusto che noi cerchiamo di fare leva sulla collegialità, sulla sottocostruzione, così come manca un'attenzione generale alla sottocostruzione degli apprendimenti. Quindi credo che da questo punto di vista ci siano queste lacune e bisogna respingere un po' al mittente questo testo così povero e semplice. Direi, se non ci sono interventi, la filosofia sapeva, la visione del mondo. Prego. Allora io ho insegnato storia per 20 anni da prima secondaria di primo grado e poi ho fatto la divisione scolastica e penso di aver vissuto dal 76 in poi tutta la storia della scuola italiana. Da 10 anni sono pensionata, però stavo vivendo un attimo così di allontanamento, ma questa cosa delle indicazioni mi ha riportato direttamente nella scuola. Da parte mia c'è stata una reazione. Ecco, avendo insegnato storia, vorrei, la prima cosa l'emozione che mi è venuta è stata questa. Ho sentito come un'offesa nei confronti di una o più generazioni di docenti che in tutti questi anni si sono naturalmente prodigati per l'innovazione, per la ricerca e per far sì proprio che i ragazzi amino la storia, cosa che è sempre stata detta che viene là, eccetera. Ecco, quindi l'unica parte che ho letto e che ho cercato di interpretare veramente è il testo della storia. Ci sono tante cose sulle quali non veramente è stato detto moltissimo, per cui non vado a state da parte, non so, emerge l'aspetto creazionistico, c'è tutta una confusione sullo stoicismo, ci sono tutte queste cose qui che insomma fa parte però della formazione dell'insegnante. Allora, che tipo di insegnante vogliono questi qui? Cioè, che ha una formazione così culturale o nessuna? Cioè, che legge un libretto e poi glielo va a raccontare in classe agli altri? Cioè, dietro a un insegnante c'è una grande formazione che io mi sono fatta nel corso naturalmente del mio insegnamento, eccetera. E l'ho fatto sempre con quello che veniva anche appunto detto anche da lei, professore, che si è al servizio, cioè si devono curare gli alunni, non si deve trasmettere, non si deve praticamente mettersi lì a comandare, ma si deve prendersi cura di questi affinché loro possano crescere come persone. Come amante del cinema e forse un po' anche diciamo esperta, non mi definisco esperta, ma comunque appunto un po' diciamo sì, ecco, sono rimasta sconvolta dalle ultime parole qui della parte di implicazioni tecnologiche, in cui si dice che appunto un punto decisivo è questo: la storia e il suo insegnamento non sono un video o un film storico, ne sono sostituibili da alcuna simulazione virtuale. Poi, così come igualmente la storia non può prestarsi a nessuna manipolazione creativa da parte degli studenti. Cosa voglio dire questo? Non l'ho capito. La manipolazione creativa da parte degli studenti, non so, cioè, io non l'ho mai vista, semmai ho visto una diciamo produzione creativa da parte degli studenti, cioè un impatto creativo, ecco, che non è solo degli studenti, è anche dell'insegnante. L'insegnante ha una sua parte di creatività, deve creare un setting educativo. Questo deve fare in un certo qual modo, preparare un setting per appunto fare una lezione di storia, diciamo anche così, ecco. E poi praticamente che la storia deve essere conosciuta attraverso la spiegazione degli insegnanti o le pagine scritte di un libro.
libro, mi sono chiesta quale libro, come deve essere questo libro, deve essere soggettivo, oggettivo, che tipo di libro sarà. Poi la cosa più brutta che ho sentito è questa, che al contrario di quanto si pensa, l'interazione con contenuti multimediali non è in grado di promuovere il pensiero critico e l'analisi storica. Allora, io che sono amante del cinema penso di aver ricevuto moltissimo sul piano del senso critico, perché proprio guardando il cinema che mi sono fatto questo, ecco, e insomma per tutto quello che hanno detto che il cinema apre la mente e così via di tutti i registi. Insomma, ho detto solamente qualcosa che mi ha sconvolto veramente e che mi ha anche profondamente, diciamo, diminuita la mia, non perché io voglia essere di più eccetera, ma che venga riconosciuto quello che è stato fatto dai docenti in tutti questi anni. E allora l'appello che faccio è anche questo: voi se siete insegnanti e anche dirigenti di adesso dovete cercare di valorizzarvi e di pensare alla vostra formazione vera, non a quello che vi verrà detto di fare, perché insomma la trasgressione a certe volte ha la sua importanza. Qualche altro intervento? Altre proposte in particolare? È stata fatta una. Andiamo avanti. Passiamo alle conclusioni. Passiamo allora. No, come andiamo avanti con le proposte? Sono altre proposte, ci sia aspetta queste, giustamente. Idee. Beh, una proposta potrebbe essere che nella proposta che ci fate come associazioni sia un testo che possa essere trasformato in mozione da presentare in collegio docente. Questa è una buona idea, ci dovremo ragionare perché uscirà il testo. Allora vi invieremo il testo che abbiamo fatto sulle linee guida sull'educazione civica. Come accennavo in introduzione abbiamo detto anche qualche suggerimento, qualcosa del genere, perché una volta che esce il testo dovremo ragionare su quello, insomma, però mi pare una buona idea che raccogliamo in questo senso, l'idea di lavorare un po' così, no? Se non detti, giusto? Altri interventi, altre proposte? Scusate. Io credo che però la posizione intransigente sia non lavoriamo alla modifica di questo testo. È inevitabile. Questo rinforza l'incoerenza, se c'è la parte STEM che è tutto sommato accettabile, la geografia, vuol dire che c'è un'incoerenza di fondo che è. Quindi questo è irricevibile. Se vogliamo cambiare qualcosa, partiamo da c'è tanto da fare sulle dirigenti, volendo. Avevo accennato, il documento è immodificabile, non si può lavorare su quel documento. Ho visto che ci sono anche proposte, ne parlavamo stamattina in macchina con Renata, nel testo dell'Erickson, Bocci fa delle proposte di formulazione diversa. Lette con attenzione sono interessanti, però sono quelle proposte su quel pezzo lì che non incidono sull'impianto complessivo. Per cui, d'accordo con te, l'abbiamo detto anche all'inizio, il testo è irricevibile, l'ha ripetuto anche Brusa, l'abbiamo detto, non se ne discute. Ovviamente quando avremo il testo definitivo avremo bisogno di capire allora come fare. Accennavo nell'introduzione, facciamo come se. No, se non ci fosse, buttiamo sul lavoro dei limiti, ricordavi tu giustamente che cosa è prescrittivo, ma tutto il resto è valorizzate, anche la collega, valorizzate quello che avete fatto fino adesso. Vale anche per i dirigenti che pure hanno una pressione, i dirigenti che sono in sala in servizio lo sanno, una pressione pesante dell'amministrazione, pesante. Mi dicono che una collega di Verona, è stato chiesto dal giornalista quanti insegnanti di sostegno aveva chiesto, quanti ne aveva chiesti? 10, non ricordo. Quanti ne erano dati? 8, punto, non ha dato giudizi.
il giornale era appena uscito in edicola, che è stata chiamata da Lusetti. Mi hanno chiesto un'informazione, ho dato l'informazione, non è che ho dato un giudizio sull'amministrazione. Mi ha chiesto questa cosa e siccome se l'hanno insegnato, dovrebbe essere trasparente, io per trasparenza ho detto queste cose. Ma è evidente che si sente la pressione, poi le diciamo spesso sui giornali. Dico, questa pressione bisogna resistere. Sarà una, Baldacci, il presidente della di Prodio, dice una nota di lunga durata, bisognerà attrezzarsi. Se non ci sono altri interventi. Non ho una proposta sulla quale appunto stavo ragionando, però riprendendo quello che diceva Franca e come Franca Darella, dirigente Franca Darella, come il professor Brosa, le indicazioni sono inemendabili perché non saprei da dove si possa prendere, e soprattutto a partire dalla, come dire, dalla parte introduttiva, dall'impostazione culturale. E ho pensato a queste indicazioni riflettendoci, più che guardare al passato, sono effettivamente, come posso dire, in linea con una proposta ideologica e politica che mi ritornano in mente i movimenti degli anni 20 e 30 dell'estrema destra. Se non voglio fare facili parallelismi storici, qualcuno l'ha fatto, che di fronte alle difficoltà e al travaglio della società degli anni 20 che usciva dalla prima guerra mondiale alla formazione dei partiti di massa, cercavano di dare comunque una risposta che in qualche modo sembrava dare, come dire, essere un ritorno al passato, alle tradizioni, come molti movimenti di destra fanno, come anche la Lega, in qualche modo anche Fratelli d'Italia. E quindi, come dire, è una risposta di ordine che cerca di rassicurare, perché comunque la nostra società è attraversata da forti cambiamenti, verso i quali ancora non sappiamo. Sono forti cambiamenti che comunque danno anche instabilità economica e sociale e apprensione nelle persone. E anche noi che non abbiamo questo tipo di prospettiva, come dire, politica, culturale, non abbiamo ancora dato, come dire, una risposta politico-culturale che sia alternativa e che possa dare anche delle, come dire, non proprio delle risposte, ma che sappia affrontare questa nuova complessità. Dal punto di vista, come dire, come dirigente, come scuola, riflettere su un'alternativa di indicazioni nazionali che sia proprio un'alternativa, ma io tempo fa in collegio docenti, perché avevamo nella mia scuola stiamo riflettendo sul nuovo curriculum che aveva bisogno di essere tagliato perché ha i suoi anni, e avevamo iniziato a riflettere sulle indicazioni del 2012 che tuttavia in ogni caso ci sembravano ancora attuali e comunque in grado di, nonostante gli aggiornamenti necessari, come diceva prima la professoressa, sull'intelligenza artificiale, sull'agenda 2030, ma avevano, come dire, una base che comunque può essere al passo con la scuola di oggi. Concludendo, non saprei dare adesso una risposta operativamente su come noi come scuola, come dirigenti, come collegi docenti possiamo dare. È sicuramente da riflettere, però queste indicazioni sono inemendabili, come abbiamo detto. Non è obbligatorio adottare il manifesto e soprattutto è possibile costruirseli, e per costruirli si ritorna a recuperare quella che è la libertà di ricerca, la formazione degli insegnanti, tutto quello che aveva una scuola bella, interessante e innovativa dagli anni 60 per chi ci ha creduto. Allora, la parola. Sì, l'ultima cosa non è una battuta, ma credo che si può anche agire, non certo recuperando questo testo, ma comunque cercando di trovare con uno sguardo un po' che l'antropologia chiama cambiamento del punto di vista, nelle pieghe delle proposte che vengono fatte, per esempio perché non dagli Appennini alle Ande invece che la piccola vedetta lombarda,
visto che è a favore dell'immigrazione di noi italiani, oppure in Pinocchio, nel paese degli acchiappacitrulli, quando Pinocchio va a denunciare al giudice il furto degli zecchini d'oro, viene arrestato perché nel paese degli acchiappacitrulli mettono in galera quelli che sono stati derubati e non i ladri. La parola Cinzia Mignon per